non possiamo creare gap, non possiamo creare digital divide né all'interno dei paesi né a livello globale. Il tutto nel quadro della sostenibilità, come dice peraltro anche il titolo, diciamo, del momento di incontro. Su questo ci sono fatti e si stanno facendo progressi. Sappiamo perfettamente che legata a questa trasformazione ci sono anche dei rischi che proprio in questi giorni a livello sia italiano che internazionale sulla cibersicurezza, su cui bisognerà ovviamente lavorare e migliorare. Il governo italiano, per quanto riguarda appunto il governo, si sta muovendo in questa direzione, però non trascuriamo che associati a questi enormi progressi, a questi enormi vantaggi offerti dalla trasformazione digitale, ci sono anche i rischi connessi su cui bisogna evidentemente attrezzarci. Non può rimanere analogico soprattutto dopo la pandemia. Come? Il mondo non può rimanere analogico soprattutto dopo la pandemia. Il mondo evolve, adesso c'è questa trasformazione, diciamo che durante la pandemia, che è dovuta in qualche modo anche alla globalizzazione, fortunatamente le tecnologie hanno aiutato anche a fare un meeting come questo, che in parte avviene in modo virtuale grazie alla connettività che oggi è permessa, altrimenti eravamo persi un pezzo. Grazie. È cruciale per noi fare in modo che la transizione digitale venga accompagnata soprattutto nelle micro, piccole e medie imprese che nel nostro Paese sono oltre il 90% del tessuto imprenditoriale. Altrettanto importante è garantire a tutti e a tutte, naturalmente a tutte le imprese sul territorio, una connettività veloce, stabile e sicura. Però l'altra cosa importante di cui si sta parlando per la prima volta in una riunione del G20 sull'economia digitale è la protezione dei bambini nell'ambiente digitale. È necessario che questo diventi un tema al centro delle azioni di tutti i governi a livello mondiale e sono orgogliosa che sia stata l'Italia a proporre questo tipo di iniziativa. Insomma, innovare è un atto politico tutt'altro che neutro ed è con questo atteggiamento che stiamo conducendo i lavori di questo G20 sull'economia digitale a presidenza italiana. Grazie mille. Grazie. Ciao, buon lavoro. Grazie. Ma scusate, non uso più rispondere alle domande. Buongiorno. Buongiorno, grazie per essere qua. Abbiamo appena finito la sessione del G20. È stata una sessione molto utile e anche un po' un momento di cambiamento. La decisione più importante che è stata presa è che, vista l'importanza di quello che va sotto il nome di D-Government, cioè Digital Government, il passaggio da una task force che svolgeva dei compiti o degli studi era maturo a un gruppo di lavoro permanente, quindi un working group permanente che prenderà dei progetti, delle attività e li porterà avanti da una presidenza all'altra. Questo è un momento importante perché vuol dire che i governi del G20 riconoscono l'importanza di un diverso modo di governare, un modo più basato sul digitale, e intendono condividere progetti, condividere esperienze e condividere una visione di un modo più moderno e più vicino ai cittadini di governare. Il cardine di queste iniziative, noi abbiamo identificato 3 cardini, saranno sicuramente l'identità digitale. L'identità digitale è importantissima, come sapete. In Italia partiamo bene, abbiamo a oggi credo quasi 45 milioni tra SPID e carte d'identità elettronica, abbiamo un obiettivo molto ambizioso col PNRR di portarlo avanti. Sicuramente è un'esperienza che riteniamo importante estendere anche a livello internazionale. Chiaramente sarà uno sforzo importante, lungo, però come ho detto al G20 il successo dell'interoperabilità del Digital Green Certificate ci fa capire che in realtà si può e i tempi sono maturi per cominciare a pensare a dei collegamenti internazionali sull'identità ma anche su altri servizi.
Secondo elemento è la condivisione di tutte le esperienze di servizio. Abbiamo fatto un compendio da 120 diverse applicazioni, grandi, piccole, di successo, meno di successo. Dobbiamo ovviamente continuare a confrontarci, ma anche cominciare a misurare l'impatto, a essere più orientati a condividere le esperienze di successo e accelerarle. E infine il complicato ma importantissimo tema che va sotto il nome di Agile Regulation, un modo nuovo di approcciare il tema regolatorio di cui io sono particolarmente un alfiere da anni. La tecnologia va veloce, i cicli della tecnologia sono molto veloci, non si può più utilizzare il vecchio modo, bisogna utilizzare cicli di regolazione più rapidi, con più modifiche e basare decisioni più su dati, eventualmente su sperimentazioni, su sandbox, su esenzioni regolatorie. Questo è un tema che ha trovato tutti i paesi, ovviamente, naturalmente, molto sensibili. Anche su questo tema di questo tema vogliamo fare un cardine dei lavori futuri. Devo dire è stato un ottimo G20, ci sono poi ovviamente tutte le altre cose di cui hanno parlato il Ministro Giorgetti e la Sottosegretaria Ascani, però devo dire una dichiarazione robusta, 11 pagine, dense di azioni e di decisioni che poi verranno portate avanti ovviamente nel tempo delle varie presidenze. Concluderei qui la sintesi, la dichiarazione la vedrete sul sito del G20 e direi che posso prendere domande. Si sente molto male, deve stare. Allora, premetto che io non so nulla di specifico sulla situazione del Lazio che debba o possa essere commentato e quindi non commenterei il caso specifico. Allora, è evidente che quanto più si offrono servizi digitali, si lavora in maniera digitale, tanto più la sicurezza deve essere innalzata. Quindi può succedere altrove, ma credo che ogni giorno in tutto il mondo, in tutta Europa e quindi anche in Italia stiamo vedendo un aumentare dei tentativi di intrusione, soprattutto devo dire ai fini di ransomware più che ai fini di estrazione dei dati, ma non è che questo sia particolarmente meglio. Quindi il rischio c'è ovunque e credo che in queste ore tutti i responsabili dell'information technology privati e pubblici stanno chiaramente testando i loro sistemi e riverificando di nuovo la solidità. Credo che questo evento ha riportato agli occhi di tutti l'importanza di tre cose. Uno, la dimensione piccola non aiuta ovviamente, quindi bisogna alzare la dimensione dei nostri data center e raggiungere una scala che permetta una difesa efficace. Due, bisogna che si migliorino i processi organizzativi e i controlli, come nel mondo privato, anche nel mondo pubblico. La cultura organizzativa della sicurezza deve far parte del modo normale di gestire le cose, con verifiche, con test di auto-hackeraggio, con test di penetrazione per verificare quanto sono solidi i propri processi interni e poi tre, ovviamente accelerare la migrazione al cloud, perché alla fine la migrazione al cloud è quello che dà maggiore resilienza, non la certezza assoluta. Quanto ci vorrà? Noi stiamo lavorando molto intensamente, credo che siamo in fase di addirittura a un progetto di cloud nazionale. Allora, quanto ci vorrà a fare il progetto e a partire? Non molto, poi ci vorrà moltissimo a migrare, stiamo dotandoci delle strutture, delle persone per aiutare tutte le amministrazioni centrali e periferiche nelle varie migrazioni che dovranno avere. Tax sulle multinazionali e c'è ovviamente è un tema trattato nell'ambito dei Ministeri delle Finanze, quindi la risposta è no, non se ne è trattato. La prima parte della sua domanda è chiaro che ci sono diversi sistemi nel mondo, questo non vuol dire che per aggregazioni di sistemi o a livello regionale non si possa cominciare a alzare l'ambizione a lavorare assieme. Sarà perfetta, sarà completa il primo giorno? Ovviamente no. Però di nuovo pensate che io mi ricordo distintamente quando Roberto Viola, direttore generale
in Europa mi chiamò una sera dicendo abbiamo una grande cosa, dobbiamo riuscire a farla entro giugno. Ecco, io per un attimo ho detto ma non ce la faremo mai, 27 paesi, soluzioni tecnologiche, e invece siamo qua. Quindi il momento è maturo per cominciare, quantomeno a livello regionale, a livello continentale, a livello subcontinentale, sarà diverso nel mondo, a cominciare a creare queste piattaforme. Poi le piattaforme poco a poco diventeranno interoperabili, ovviamente i sistemi sottostanti non vengono cambiati dalla forma digitale, però il mondo progredisce anche diciamo, a scalini successivi, questo è un importante scalino. La seconda domanda è no, però si è discusso di diverse piattaforme o diversi fora dove si può far avanzare le discussioni. Faccio un esempio: l'intelligenza artificiale, l'etica dell'intelligenza artificiale, come sapete, è discussa. Diciamo, l'architettura dell'etica è discussa in Europa, è discussa all'OCSE, è discussa in vari, diciamo, luoghi, e chiaramente diverse discussioni riflettono anche, portano l'enfasi di più su alcuni aspetti o su altri aspetti in funzione della membership di quei posti. È importante che si vada avanti in questa discussione e li si connetta, non si è discusso di nuovi fora istituzionali, ma di far progredire la discussione. E prendo l'intelligenza artificiale perché credo che sia forse il primo esempio che viene in mente a tutti di un qualche cosa che avrà delle implicazioni appunto etiche, legali, eccetera, potenzialmente molto diverse, no? Quindi discussioni e piattaforme sì, sedi istituzionali no o non ancora. Sul tema della identità digitale e più in generale dell'interoperabilità internazionale dei servizi, è chiaro che, come dicevo prima, i sistemi sottostanti sono gli stessi, ma se mi permettete sono gli stessi anche oggi per avere un passaporto o per viaggiare. Non vuol dire che comunque non si può in qualche modo riconoscere i sistemi sottostanti in maniera frictionless, più semplice, più rapida, senza diciamo, la non necessaria lentezza che un sistema fisico impone. Poi ovviamente, come alcuni attributi digitali, che è l'equivalente del documento, che un documento in carta si chiama attributo digitale nel digitale, come questi verranno rilasciati, questo ovviamente dipende dal sistema a cui uno appartiene, ma la verifica e la portabilità, ecco, questo invece è un tema molto più risolvibile, e per questo dico che l'esempio europeo e l'esempio italiano, che è uno di quelli di più grande successo all'interno dell'Europa, del Green Certificate, dimostra che si può, anche con sistemi diversi, sia pure più simili in Europa ovviamente, si può fare in breve tempo molto di più di quello che ci saremmo aspettati. Ecco, questo è stato un altro tema che è venuto fuori più volte, cioè in tanti degli interventi da tutte le parti del mondo, no? America, Asia, Europa, Africa. Il commento comune è stato: abbiamo scoperto purtroppo, grazie alla pandemia, che si poteva fare molte più cose nel digitale che prima noi pensavamo fosse praticamente impossibile fare. Adesso ci sono 3 priorità: stabilizzare, quindi rendere quello che abbiamo fatto stabile, estendere l'applicazione, quindi andare in segmenti di popolazione che non ci sono arrivati, e poi andare in profondità con i servizi. Questo è un po', se volete, il grande messaggio di apprendimento reciproco che ci siamo scambiati. Adesso si deve stabilizzare, estendere e andare in profondità. I sistemi sottostanti ovviamente restano gli stessi. Allora, buongiorno, è un vero piacere essere qua con voi per sottolineare l'importanza di questa G20 della ricerca, education, formazione e digitalizzazione, che è il primo che porta sul tavolo di un G20 gli argomenti della ricerca. Quindi questa parola ha un significato molto importante e oggi viene riconosciuta non solo a livello nazionale ma anche in un forte ambiente internazionale come una chiave fondamentale per accedere poi sia alla formazione che a rendere il mondo del digitale quello che dovrebbe influire poi sulla ripresa forte, sostenibile, resiliente e inclusiva.
Ora, per avere una ripresa di questo tipo chiaramente dobbiamo mettere a punto una serie di azioni che partono dalla rendere le persone capaci di affrontarle, e quindi il ruolo forte della formazione. Hanno anche degli aspetti di trasformazione di tutto quello che viene prodotto in ricerca al mercato in maniera estremamente rapida, come succede nel mondo della digitalizzazione, e devono gestire in qualche modo delle infrastrutture di ricerca che sono, come sapete, un punto molto importante di forza di tutti i paesi e che però hanno bisogno anche di essere utilizzate nella sicurezza, vedi cyber security. In questo senso, quindi, la dichiarazione che oggi abbiamo approvato al G20 diciamo, segue 3 pilastri fondamentali. Il primo è quello delle competenze. Le competenze, io lo dico sempre, le nuove competenze non possono che venire dal mondo della ricerca e innovazione ed essere trasmesse ai giovani. Quindi le competenze di cui hanno bisogno a livello della formazione superiore sono le competenze che devono permettere poi sia ai nostri giovani che avranno in mano il mondo futuro, sia a chi è già sul campo del lavoro, di avere gli skill necessari per affrontare questo mondo complesso, comprendere che cosa vuol dire digitale, saperlo governare e sapere andare verso tutto quello che può creare il mondo digitale. Le competenze vogliono dire, l'accento sulle competenze, questo è stato ripetuto da più stati oggi, vuol dire riorganizzare anche il nostro sistema della formazione universitaria, perché chiaramente dobbiamo cambiare i modi e anche i contenuti della nostra offerta formativa, e dobbiamo farlo in tempi rapidissimi. Se noi iniziamo a agire oggi vuol dire che abbiamo le persone pronte per affrontare questo mondo fra 3, 5, 7 anni. Quindi dobbiamo agire subito e in maniera rapida e senza farci condizionare da quello che è stata la nostra storia più di tanto. Il secondo punto fondamentale, e questo è molto importante a livello globale, su cui abbiamo convenuto nella dichiarazione di oggi, è quello di come sfruttare il potenziale della tecnologia digitale nel rispetto dei principi e dei valori etici. Esistono in questo senso tanti aspetti etici, da quello di un uso consapevole dei dati, sapete bene quanto è importante, l'abbiamo appena visto anche nella nostra Italia, ma anche sul tipo di ricerca che viene fatta, una ricerca che deve essere aperta. Sapete che c'è un grossissimo progetto europeo di dati pubblici. Qualora i dati siano ottenuti mediante finanziamenti pubblici, noi dovremo, e lo faremo volentieri, mettere a disposizione questi dati per l'intera comunità, sia questa la comunità specifica della ricerca, ma anche di tutti i cittadini, dell'industria, di chi li voglia usare. Nel fare questo dovremo avere una cura del dato. Il dato deve essere riproducibile, deve essere reliable, deve essere fair, come si dice nell'ottica europea. E in tutto questo ovviamente ricerca e formazione devono lavorare insieme, quindi una forte alleanza fra questi due mondi che sono gli unici che possono garantire una ricerca responsabile. Il terzo e ultimo punto è quello sulla discussione, come vi dicevo prima, sulla collaborazione della ricerca sull'uso delle infrastrutture digitali comuni. L'accesso ai dati, agli strumenti digitali, l'evoluzione di questa infrastruttura è chiaramente sia materia di competizione, ma deve essere anche una materia di accordi, quindi trovare fra tutti i nostri stati la capacità di
andare tutti verso la stessa direzione, quindi sempre quella di lavorare in maniera trasparente e con grande senso di responsabilità sia dei ricercatori che degli utilizzatori. Non ultimo, nella parte sia delle competenze che anche dei principi e dei valori etici, sottolineiamo l'importanza che tutta questa materia non lasci indietro nessuno. Quindi è molto importante l'equità, e nell'equità, permettetemi, l'equità ovviamente anche che vada a superare il divario di genere che ben conosciamo. Quindi un impegno da parte di tutti noi nel cercare di attrarre di più e di dare più opportunità alle giovani donne nelle aree STEM e nelle aree digitali. Grazie. Sì, ci sono due aspetti secondo me in cui l'università deve fare da apripista. Il primo è quello di dare l'importanza all'attività didattica e formativa in presenza e farlo in sicurezza. L'università in fin dei conti e il mondo della ricerca è quello che ha messo a punto anche i vaccini, e se non è l'università poi che ne promuove anche l'utilizzo e che adotta tutte le misure di sicurezza importanti per far vivere in presenza il mondo universitario, non vedo come si possa fare. Io credo che siamo appunto, questo è molto più difficile per la scuola, nell'università noi abbiamo circa 1.800.000 studenti iscritti fra i 19 e i 25 anni, e proprio a loro è chiesto anche di dare un esempio, no? Un esempio anche alla nostra società di come la responsabilità dei nostri giovani sia forte e come possa essere anche messa in evidenza, in positivo per le nostre università. È chiaro che abbiamo anche il vantaggio di garantire comunque il diritto allo studio, perché non è che scompaia la didattica a distanza, quindi sapremo poi mitigare laddove non sia possibile avere il pass per varie ragioni attraverso la didattica a distanza. Ministro, finanziati sul digital skill nel PNRR che saranno utilizzati per due aspetti. L'uno per creare anche delle strutture che diano le linee guida su come organizzare a livello periferico nelle varie università l'insegnamento di queste materie, che io vedo in parte trasversali a qualsiasi disciplina, sia una parte per orientare i giovani delle scuole superiori a capire e a portarsi verso un approfondimento di questo tipo di materie. Quindi ci sono i fondi, come dice il Ministro Colao per le competenze, dico anch'io per un altro aspetto, cioè i soldi non bastano, è molto importante quello che dicevo all'inizio, cioè cambiare un po' la nostra offerta didattica, la nostra offerta formativa, e quindi far muovere nel nostro mondo accademico tutte quelle risorse che possono mettere a punto delle nuove visioni e dei nuovi modi di erogazione della didattica. Ci sono altre domande? Di fatto portano un nome, ma portano anche dei clienti in qualche modo. Beh, a dire la verità, su questo non sono proprio d'accordo. Visite di questo genere vanno fatte perché dobbiamo far vedere alla comunità politica nazionale e al pubblico che, come dicono gli americani, your tax dollars at work, cioè quello che noi facciamo con i soldi dei nostri contribuenti che supportano l'attività di ricerca italiana e mondiale, sia dei ricercatori accademici che ricercatori industriali, per la maggior parte di industria italiana. Queste visite servono in qualche modo a fare pubblicità alle collaborazioni tra nazioni che ancora non sono
al livello a cui potrebbero essere e quindi sono più che diciamo, necessarie, utili sperabilmente a stimolare delle collaborazioni a livello tra nazioni che non sono in questo momento altrettanto fruttuose come uno potrebbe sperare. Faccio un esempio: tante facility di questo genere o analoghe hanno piani di aggiornamento, ma la collaborazione su questi piani di aggiornamento è ancora molto scarsa, perché la gente lavora su base nazionale più che internazionale, il che è un peccato perché si sprecano risorse. L'unica visita è stata fatta qui al sincrotrone, per voi un motivo di vancio è importante? Insomma, questo è uno dei laboratori italiani che è tra i migliori laboratori del mondo. Quindi ovviamente se uno vuole far vedere il meglio della ricerca italiana, questo è il posto dove portarli. Dopodiché, per carità, Trieste è piena di altre realtà importanti di livello internazionale, ma per quel che riguarda la ricerca sui nuovi materiali, lo sviluppo di nuovi materiali, di nuove applicazioni industriali, questa è indubbiamente l'unica scelta che si potesse fare. Entro il 2025 come verrà implementata l'attività di sincrotrone? Entro il 2025 l'attività di elettrosincrotrone di Trieste verrà implementata esattamente come viene implementata adesso. Nessuna macchina verrà spenta, tutte le macchine funzioneranno fino al 2025. Dal luglio 2025 al luglio 2026 dovremo spegnere Elettra, lasciando in funzione Fermi, per poter montare la nuova macchina di luce, che al momento la chiamiamo Elettra 2.0, quando poi la inaugureremo con il ministro e così via, la chiameremo Iride, perché in mitologia greca la figlia di Elettra è Iride. Okay? Quanta potenza in più darà? C'è un miglioramento di prestazioni all'ordine di un fattore 1000. Tenga presente che una macchina di luce come Elettra è già 10 miliardi di volte più performante di una sorgente di raggi X convenzionale. Però guadagneremo un altro fattore 1000 che ci porterà molto vicino al limite teorico, dove più in alto di così non si può andare. D'accordo? Grazie.